Intanto accusa i russi di aver usato armi al fosforo mentre continuano i bombardamenti su Mariupol. Allora cominciamo proprio da qui, dalla situazione sul campo. Andiamo ad Odessa, la nostra inviata Emma Farnè. È appena atterrato a Kiev il segretario generale dell'ONU Guterres. Le prime parole: la guerra finisca per l'Ucraina, per la Russia, per il mondo intero. Guterres fa un appello anche all'apertura di corridoi umanitari per i civili. Domani vedrà il presidente Zelensky che torna a parlare, attaccare la Russia, a dire Putin vuole smembrare l'Europa centrale. Intanto non lontano da qua, un'ora di auto da Kiev, emergono ancora crimini di guerra contro i civili, contro le convenzioni di Ginevra. Li abbiamo documentati, vediamo il servizio e poi linea a voi. Dimara, un'ora da Kiev, poco più di 5.000.